Dunque, ieri c'è stato purtroppo l'ennesimo incidente mortale che ha bloccato la Romea completamente per 10 ore, per ora che sono riusciti ad arrivare dei soccorsi, ora che sono riusciti a spostare i mezzi, eccetera, eccetera. Oltre alla Romea, alla strada statale Romea, in realtà si è intasato un po' tutto perché anche le strade limitrofe si sono intasate, non passavano le macchine. Avete già visto cosa ho detto sull'intervento del sindaco di ieri che ha dato la colpa alla Riva Veneto se poi non è andata a prendere i pendolari, i nostri pendolari che si sono trovati in estrema difficoltà. C'è gente che ha aspettato 3 ore, 4 ore, 5 ore, 6 ore, insomma c'è stato quello che c'è stato, l'abbiamo ripreso e riportato. Non voglio neanche entrare nel merito su quello che dice il sindaco, che ha detto il sindaco ieri su Riva Veneto. Ho visto che nei commenti è arrivato anche il commento del consigliere comunale e regionale Montanariello. Sentiremo Montanariello, credo che abbia già mandato un comunicato su cosa ha detto Armelao e se a Riva Veneto aveva la possibilità effettivamente di usare altre strade. In realtà non le aveva perché siamo stati in contatto con tante persone, non passavano le macchine. Quelli che hanno fatto tutto un giro sono andati a Padova, poi sono usciti fuori per Dolo, perché altrimenti non passavano neanche per le strade interne. Detto questo, ovviamente, come succede in queste situazioni, ci sono tantissime persone che si arrabbiano, ed è assolutamente comprensibile, dicono ma possibile che non c'è un'alternativa? Ogni tanto qualcuno viene fuori, bisogna trovare le alternative, ci sono le alternative. Ecco. Al di là degli elicotteri, so che il sindaco vuole fare il coso del drone, il vertiporto, scusate, ecco, al di là degli elicotteri non esistono alternative, non esistono altre alternative, o meglio, le alternative sarebbero intanto di cercare di rendere più sicure alcune situazioni della Romea, e qui non è che vogliamo dare la colpa, la responsabilità ad ANAS. ANAS fa i lavori con le risorse che ha. Adesso in questo momento, come vedete, è impegnata in tutti questi cantieri per quanto riguarda i ponti sul Transdiagonale e sulla Fossetta che stanno andando avanti e sono in linea con il calendario che avevano dato. Questo lo sappiamo, lo vediamo perché l'uomo del monte al secolo Angelo Mancini non riferisce mai nulla, neanche, insomma, lasciamo perdere, solo stendiamo un velo pietoso anche su questo assessore. Rimane il fatto che ci sono delle situazioni che potrebbero essere sistemate. Abbiamo fatto questo esempio tantissime volte su Brondolo, che è da chiudere. Non si può consentire sia alle corriere sia ai campeggiatori di uscire e entrare dalla Romea. Bisogna chiuderlo e farle semplicemente entrare a Brondola quando escono dal Ponte sul Brenta. Questo è solo per fare un esempio, ma ce ne sono anche altri. Non è che ANAS non fa questi interventi perché sono cattivi, brutti e antipatici, non li fa perché le risorse sono limitate, si fanno le cose con le risorse che si hanno. Nel frattempo stanno portando avanti altri cantieri. Quando vi dico o dico che non ci sono altre alternative, in realtà, a parte gli elicotteri, i droni dei sogni del sindaco, un'alternativa ci sarebbe. Tanto è vero che anche ieri la consigliera comunale Barbara Penzo del Partito Democratico, cito lei ma ce ne sono stati anche molti altri nostri concittadini, visto che era tutto bloccato, hanno preso la corriera da Mestre, sono andati al trunchetto, hanno preso il vaporetto per venire a Chioggia. Ovviamente un conto è una linea che diciamo si ferma prima al Lido, poi dal Lido arriva a Pellestrina, da Pellestrina bisogna prendere la corriera, arrivare al vaporetto per arrivare a Chioggia. Un conto invece se ci fosse una linea diretta. Di questa linea diretta ovviamente non potrebbe sostituire la Romea e non potrebbe sostituire le corriere che fanno un lavoro ottimo e diciamo quando non ci sono incidenti diventa insomma abbastanza diciamo gestibile, però perlomeno alleverebbe un attimo la situazione dei pendolari e magari in certe situazioni come quella che è successo ieri, che purtroppo non sono così rare, potrebbe essere diciamo un'emergenza. Ovviamente un conto è fare delle proposte, un conto è poi vedere se sono praticabili, perché comunque anche ACTV non è che ha risorse infinite e per fare una linea diretta probabilmente non è così facile, anche perché di questa cosa se ne parlava ancora da 25 anni, ricordo benissimo la commissione in cui si parlava seriamente di mettere in linea l'overcraft per portare le persone avanti e indietro, con una cifra superiore diciamo a quella dell'abbonamento standard, ma che comunque probabilmente più di qualcuno avrebbe potuto accettare e sarebbe una via di mezzo. Quindi accantonando l'overcraft
che era una follia, ok? Quella della linea diretta Chioggia-Venezia con un vaporetto potrebbe essere una strada praticabile. Tra l'altro abbiamo anche delle società chioggiate, c'è la Raffaello che ha tante barche, lo fa già in maniera quasi continuativa durante il periodo estivo, e quella potrebbe essere la soluzione, però ovviamente i costi del trasporto su acque sono di gran lunga maggiori rispetto a quelli su terra, e quindi in qualche modo da qualche parte bisognerebbe trovare le risorse. Protecta, scelta sempre da più famiglie e imprese per proteggere la propria casa e la propria attività dai furti e per vivere con maggior serenità. Tecnologie avanzate, monitoraggio professionale ed esperti pronti a intervenire in qualsiasi momento. Solo 60 secondi dalla verifica dell'intrusione all'invio delle forze dell'ordine. Contatta Protecta per un consulto adatto alle tue esigenze. 800 778 779. Affidati a Protecta, sempre al tuo fianco.